presentarvi questa partita. Fabri, partiamo subito con i roster delle squadre. Sì, abbiamo Junior San Marco con Francesca Colantoni con il numero 0, 5 Orvieto Laura, 6 Giorgia Lotto, 7 la capitana Elena Borsetto, 10 Marta Maria Romanelli, 12 Clara Chichissiola, 16 Benedetta Augusti, 17 Sofia Regazzo, 21 Eleonora Feltrin, 22 Eleonora Salmaso e 24 Elisa Pian. L'allenatore è Giuseppe Augusti, primo assistente Stefano Marangon, secondo assistente Alvise Perini. Molto bene dall'altra parte, basket femminile conegliano si presenta con il numero 3 Maddalena Moretto, il numero 5 la giovanissima Livia Torazza, il nostro capitano Francesca Marchioni, il numero 6 Sara Colombi con il 7, Maya Tramontin con il numero 9, Giulia Vettori con il numero 11, Elenca Porter con il numero 15, Magic Giorgia Zanardo con il numero 16, Giulia Donkin con il 17, Marta Maschetto con il 18, Sara Malbascia oggi con il 23 e Marta Sponchiato con il 24. L'allenatore Maurizio Moretto è assistito da Anna Carmiel e Fede Paccagnan con Sandra Zammon sempre all'assistenza e addetta agli arbitri. Quindi Fabri, oggi una partita che vede basket femminile conegliano più Croce Rossa, dato che abbiamo una marea di infortuni, Tanto per cambiare. contro Giulio San Marco. Quindi che succederà oggi? Beh, guarda, allora sì, riprendo subito da quello che hai anticipato, l'ennesimo infortunio ieri sera a 30 secondi dalla fine dell'allenamento. Si è infortunata purtroppo anche Serena Marton, si è scavigliata, speriamo niente di grave per lei, però oggi non sarà sicuramente la partita, anzi è proprio direttamente in tribuna, quindi dopo i vari infortuni che già ci hanno accompagnato in questo inizio di stagione, con Silvia Ostan fuori probabilmente per la maggior parte di questa stagione, Capitan Marchioni che è in panchina per onor di firma, stasera abbiamo anche fuori dalla partita la vice capitana Serena Marton, quindi sarà ancora più impegnativa. Dall'altra parte una squadra, Junior San Marco, che ha 4 punti, ha vinto 2 delle 4 partite iniziali, però una squadra che, come vedremo, ha alcune giocatrici davvero di qualità e di categoria superiore. Tanto aggiungo arbitri della partita i signori Mirko Bonato di San Biagio di Callalta, Matteo Stabile di Fonte, e al tavolo abbiamo anche Andrea Dal Post di San Vendemiano e Diego Marras. Infatti, come l'hai anticipato tu, noi quasi in ogni partita ci troviamo di fronte a squadre che hanno veramente delle giocatrici interessanti. D'altronde noi siamo un po' delle Cenerentola in questa nuova categoria per noi, la Serie B, e l'unica cosa che possiamo fare contro anche questa sfortuna un po' che non ci sta aiutando in questo periodo a causa degli infortuni, è mettere in campo tutto quello che abbiamo, tutta la grinta che abbiamo, e se lo facciamo di sicuro possiamo essere contenti di aver fatto il nostro lavoro e poi quel che verrà verrà. Intanto appunto un campionato che ci vede ancora purtroppo a 0 punti, ma voglio dire, un po' queste cose magari le avevamo messe in conto, poteva essere un inizio complicato, abbiamo anche trovato squadre molto forti fino adesso. Abbiamo trovato delle buone squadre fino adesso, ma soprattutto non abbiamo mai potuto giocare al completo. Anche sabato scorso a Mestre contro la Reyer abbiamo tenuto per 2 quarti giocando la pari, ma poi evidentemente sulle rotazioni abbiamo fatto fatica contro ovviamente una squadra, sì, la squadra B della Reyer, ma praticamente un under 19 piena zeppa di talento e di fisicità. E questo è stato un leitmotiv anche di altre partite, non solo di quella contro la Reia. Siamo rimasti in campo per molto tempo anche con gatta melata, poi purtroppo invece abbiamo capitolato. Non c'è niente da fare, bisogna semplicemente rimanere concentrate e cattive fino alla fine. Sì, sì, abbiamo dimostrato comunque che quando giochiamo concentrate, ci mettiamo l'intensità necessaria, abbiamo potuto fino adesso giocare alla pari con tutti. Dall'altra parte adesso perdiamo il pallone sull'apertura, riperdiamo di nuovo sulla seconda apertura. Siamo in Matrix. Siamo entrati in un loop purtroppo di aperture e palle perse, speriamo di uscirne al più presto. Dall'altra parte sbagliano fortunatamente anche le nostre avversarie con Regazza dai 3 punti e Maddalena Moretto a condurre la transizione. E Maschietto nel suo classico movimento MoMA va a segnare da sotto. Sì, è stato
un doppio MoMA perché è partito con una serie di giravolte fino a poi arrivare ai 3 punti con grande maestria e grande delicatezza. Marta poi appoggia canestro molto bene, Marta. Davvero ubriacante in queste sue virate, ubriacante come la Magnum di Buzz Wine che ricordiamo verrà assegnata alla vincitrice del premio MVP, anzi MVP di questa partita. Vi invitiamo fin da subito a votare. Abbiamo già 210 persone collegate, ma sicuramente sappiamo che cresceranno ancora di più. Votate, ovviamente magari adesso il prestino, ma no, potete già esprimere le vostre preferenze se volete, per quella che ritenete essere la miglior giocatrice di questo match, che si aggiudicherà messa in palio dal nostro sponsor Buzz Wine. Intanto Mario Tramontini che è andato a prendersi un interessante fallo su una penetrazione, mette 1 su 2 e BFC va sul 3-0 e per noi può finire qui la partita, arbitro fischia alla fine. Vediamo di fare melina fino al 40esimo, adesso purtroppo non si può. E abbiamo in attacco appunto Junior San Marco con Regazzo che va a prendersi un tiro dall'angolo, sbaglia, si lotta a rimbalzo e l'arbitro Bonato dice che la palla è ancora per le veneziane. A parte le 2 palle perse da BFC in ricostruzione prima, comunque Junior San Marco in attacco sta dimostrando delle interessanti iniziative, è stata anche particolarmente sfortunata nelle ultime 2 conclusioni. Effettivamente è una squadra solida e pericolosa come l'hai anticipato tu, Fabrizio. Guarda, solidissima, eccola. Avete visto la numero 12, Clara Chichissiola, che ha veramente un curriculum di altissimo livello perché dopo aver giocato in A2 a Marghera, poi ha fatto addirittura alcuni minuti una stagione a Battipaglia in A1, poi a Vicenza in A2, poi Rovigo in Serie B, nazionale Under 16, Under 17, tra l'altro argento ai mondiali Under 17 in Spagna nel 2016, quindi Detto niente, giocatrice veramente pericolosa, viaggia a 15 punti di media quest'anno come più o meno l'anno scorso. Fabri, io vabbè, non voglio spoilerare, l'ho intervistata prima della partita così ha detto che un palazzetto bello come questo ancora non l'aveva visto in tutta la sua carriera. Ma è una cosa che continuano a ripeterci anche gli avversari e in effetti il Pala BFC fa sempre la sua porca figura. Tanto sono partite un po' contratte le nostre avversarie e subito l'ho chiamata con Colantoni che va a segnare da sotto. Quindi un'autobufata. Esatto. Me la faranno pagare le ragazze in settimana. Intanto contatti che Giorgia Zanardo tiene benissimo e contatti che anche Marta Moretto tiene molto bene e non ha preso un fallo su un'interessante penetrazione. Ecco, vorrei un attimo sottolineare il fatto che non dobbiamo aver paura di attaccare il ferro perché anche se magari non siamo sempre alla stessa altezza, alla stessa statura dei nostri avversari, comunque riempirla di falli è sempre una buona iniziativa. Cosa che giustamente ha fatto Maddalena, caricando del secondo fallo proprio Clara Chichissiola, potrebbe essere una chiave della partita questa dei falli, tanto Maddalena sbaglia il primo tiro libero, segna il secondo, 4-2 BFC a 7 minuti dalla fine del primo quarto, intanto è Orvieto a chiamare lo schema e va poi direttamente a attaccare, crea una situazione di sovrannumero che sfrutta molto bene la squadra veneziana mantenendo il vantaggio e poi andando a concretizzare con Marta Maria Romanelli, anche lei giocatrice molto molto esperta con più di 10 stagioni alle spalle proprio in Serie B tra Fiumane Basket, Mestrina e poi Junior San Marco. Intanto ci segnalano i nostri amici che ci stanno seguendo che non si sentono i microfoni, ma probabilmente perché io l'avevo mutato. Adesso se ci sentite, per piacere dateci un feedback. Io ho schiacciato esatto. sicuramente Fateci un muto. sapere se ci sentite perché Naturalmente non vi siete persi niente perché... Va bene, allora salutiamo gli amici che ci seguono da casa. Attenzione, c'è il nostro Sciacco dimenticato che non si è dimenticato di noi.
Sciacco dimenticato non si è dimenticato di voi, di noi. Michela Pekar e dice Shinigami. E Sciacco dimenticato ci dà il feedback, adesso è tutto ok. È tutto ok, Fabri, anche te Sì, sei sì, sì, mi ok? dicono che anche il mio microfono funziona, anzi funziona forse già da prima. C'era stato un Ok, problema tecnico, ce ne scusiamo. esatto, naturalmente quando non sappiamo a chi dare la colpa diamo la colpa al Grava, Sempre giusto? aggrava, Bene, qualsiasi tipo di perfetto. problema tecnico e non tecnico è da attribuire al nostro il Grava. Sì, e intanto comunque sta arrivando anche una delegazione delle forze dell'ordine perché dopo le invasioni di campo di Trabucco Junior, che si è ripresentato adesso con l'idea di rientrare in campo, sono arrivati i Celerini, Fabri. Anche lui scalpita per cominciare questa avventura della pallacanestro. Tanto si lotta a rimbalzo, non si fa il taglia fuori neanche sul tiro libero. No, abbiamo Arriva perso Salmaso, che una è una palla vecchia nostra da conoscenza, perché la pollastra. ricordiamo l'anno scorso nelle incredibili battaglie che abbiamo avuto con la pallacanestro Mirano, e ricordiamo Eleonora Salmaso proprio per la sua abilità nell'andare a rimbalzo in attacco. Adesso Romanelli, spalle a canestro, si gira bene però sbaglia. Maddalena Moretto a rimbalzo, poi gestisce la transizione per Tronchin per Maschietto, che si arresta, non tira, Sponchiado risolve Maschietto, spalle a canestro, può attaccare Sponchiado dai 3 punti. E porco Sbaglia, cane, è un sembrava buon proprio... tiro perché la difesa si era chiusa su Marta Maschietto, Sponchiado era abbastanza libera. E vabbè. Sempre 4-4 a metà del primo quarto. Adesso ancora Romanelli in mezzo all'area, riapre proprio per Salmaso che sbaglia, ancora Maschietto a rimbalzo. Salmaso tra l'altro che ricordiamo ha delle molle speciali nelle scarpe. Infatti ti ricordi proprio come va a rimbalzo proprio Sì, in sì, mezzo alla difesa. mi ricordo tutto Fabri, ogni tanto di notte So che sogno queste incredibili battaglie dei playoff. lei era Intanto, veramente cioè, un incubo, soprattutto per i nostri tagliafuori fatti a volte sì, a volte no. ma perché noi abbiamo una tecnica che si chiama fai finta di fare il tagliafuori, a volte funziona, a volte non funziona. Intanto escono Maya Tramontin e Giorgia Sponchiado e al loro posto entrano Magic, Giorgia Zanardo e, E Sara Malbascia, attenzione, Sara Malbascia. che fa il suo debutto quest'anno in Serie B. Ricordiamo Sara Malbascia fa sempre parte del gruppo, ma ha deciso quest'anno, come l'anno scorso, in realtà aveva deciso di non giocare il campionato, però essendo appunto coach Moretto in emergenza gli ha chiesto la disponibilità per questa partita e molto generosamente Sara Sì, ha perché dato. parliamo del fatto che anche l'anno scorso, nonostante appunto fosse, tra virgolette, presente a gettone, quando è stata presente ha veramente È stata determinante. cambiato le sorti della partita. Sì, quindi sono questi un po' gli episodi che ti fanno capire quanto insomma una persona comunque, indipendentemente dal fatto di aver fatto una scelta, quando poi viene chiamata è veramente presente, è veramente intelligente, quindi cestisticamente e anche fuori dal campo molto molto intelligente. Per noi è sempre un rimpianto il fatto che lei non giochi con continuità, perché potrebbe davvero fare bene anche a livello di Serie B, ma insomma rispettiamo la sua scelta Assolutamente, però sai che e Sara, ogni volta che vieni io e Fabri siamo felici assolutamente felici e perché quindi se vuoi farci felici torna, comunque va bene. Allora siamo 4-4 col punteggio, 3-2 con i falli, mancano 5 minuti alla fine di questo primo quarto e siamo in un time out, quindi qualcuno tra noi tre dovrebbe prepararsi a far partire un... è pronto, attenzione, è pronto. ci sta dicendo il Grava che è pronto. E quindi in diretta vi faremo sentire l'organetto NBA. Che ci rende felici quasi quanto la presenza di Sara Malbascia in campo. Esattamente, esattamente. Allora, noi ci accontentiamo dell'organetto NBA, ma sicuramente anche il nostro pubblico ne potrebbe sentire la mancanza. Tra l'altro Tanto, pubblico molto esatto. folte questa Sì, sera sì, sì. qui al BFC con la brutta stagione, diciamo, è ritornata il pubblico delle grandi occasioni. Assolutamente, grande presenza anche
del settore giovanile, Fabri, tra gli spalti. E Al quindi completo, sì, bisogna dire in effetti per onestà che nelle prime due partite anche le squadre giovanili erano impegnate già in partite di amichevoli o di campionato, quindi insomma assolutamente giustificate le nostre atlete che non erano presenti in tribuna. esattamente, anche perché ricordiamo che se non vengono a vedere la partita poi devono fare più suicidi in allenamento. Quindi. E intanto Orvieto dai 3 punti porta a 7 il punteggio di Junior San Marco. Adesso è Tronchin con la palla, 10 secondi alla fine, Malbascia riesce a controllarla in qualche modo, poi scarica per Zanardo, molto bene sotto canestro. E molto bene Sara Malbascia. Allora, Michela Pecker ci dice che ci sente anche troppo bene, ma provo un attimo a ridurre il volume della mia voce, solo che il fatto dell'entusiasmo che ci dà questo addirittura sport. Troppo bene. Adesso è Colantoni dai 3 punti che però sbaglia. E meno male, altrimenti Junior San Marco avrebbe preso il largo, invece così ha solo una lunghezza di vantaggio su BFC che ora palla in mano e prova a imbastire un'azione sull'asse Moretto-Tronchin. Tronchin porta la palla di là della metà campo, attacca forte e scarica su Malbascia. Anche Malbascia prova un MoMA. Un arresto un po' al limite per Malbascia, poi Maschietto con le mani addosso. Sì, esattamente. C'erano mani ovunque. L'arbitro stabile alla fine fischia un fallo. Sarà il quarto per la squadra veneziana, quindi che entra in bonus. Dalla prossima saranno tiri liberi in questi ultimi 3 minuti e 44 del primo quarto. Esce Moretto dai 3 punti, poi invece preferisce attaccare, sbaglia il passaggio di scarico, lestissima Orvieto ad andare a chiudere mano sinistra. Sì, assolutamente, molto veloce qui nell'esecuzione Orvieto. Purtroppo stiamo perdendo tanti palloni. Sì, si è alzato nettamente comunque il pressing difensivo di Junior San Marco. Zanardo dai 3 punti, è lungo il suo tiro, è lunghissimo. Buona scelta comunque di Giorgia che era libera, ha fatto bene a tirare. Qui invece commettiamo un fallo in attacco. Un fallo di Giulia Tronchin che è andata a pressare su Colantoni. Dicevo, si è alzato appunto nettamente il pressing di Junior San Marco e questo ha creato qualche difficoltà nella nostra circolazione di palla. Prima comunque sul contropiede che abbiamo preso l'apertura di Maddalena Moretto era stata un po' improvvisata, diciamo. Sì, diciamo che dovremmo anche fare un po' più di attenzione però sui passaggi, perché a volte facciamo con una certa sufficienza e a questo livello le avversarie sono sempre pronte ad intercettare, cosa che magari in Serie C era meno usuale. Dobbiamo abituarci a questo tipo di situazioni. Adesso difesa zona per BFC. Sì, interessante, Colantoni. diciamo, notare, Fabri, poi correggimi se sbaglio, che rispetto all'anno scorso ci sono tutta una serie di piccole accortezze che comunque stanno dimostrando una marcata e netta differenza di livello tra Serie B e Serie C. Sì, diciamo che bisogna fare molta più attenzione anche ai dettagli che poi si rivelano decisivi. Perde palla Marta Maschietto, Elena Borsetto con la palla per Colantoni. Attenzione a Borsetto, giocatrice anche lei molto esperta e molto efficace. Sbaglia Regazzo, poi prende il proprio rimbalzo, poi esce Torazza col rimbalzo, è entrata in campo da poco, rischia di perdere la palla, serve Maschietto che serve bene Zanardo che fa un'ottima finta e poi buono il tiro di Tronchin, purtroppo un errore ma ci stava, poi si lotta sulla palla, recupera molto bene Malbascia e Torazza in società, libera Zanardo, va a tirare una legnata letteralmente, poi sbaglia, poi si lotta ancora, diciamo momenti di basket non proprio bellissimo però molto intenso. Dall'altra parte Chichisiola che decide di prendere il tiro in transizione e sbaglia, scusate, Romanelli. Non allora, intanto volevo chiedere magari a Donatella che ci seguirà domani se ieri sera per caso hanno guardato qualche film tipo Rambo o Rocky con Giorgia Zanardo, perché veramente Giorgia è scesa con 4 bombe a mano nascoste sotto la canota e qualche coltello, veramente un atteggiamento interessante, così come interessante l'atteggiamento della giovanissima Livia che ha tentato subito di recuperare palla. Facciamo ancora tanta fatica però contro il pressing, facciamo troppa fatica.
Adesso in campo anche Sara Colombi, proprio lei alla rimessa. Potremmo forse utilizzare Marta Maschietto contro il pressing, invece Giorgia Zanardo che supera la metà campo, subisce diversi contatti, poi perde la palla Torazza, la recupera, mani Però la addosso però, recupera. mani addosso. Ah, sì. Adesso vediamo se Colombi può attaccare, sì, molto bene il pick and roll con Maschietto, però non controlla Maschietto. L'altra differenza tra le due serie che ho notato, Fabri, è appunto le famose mani addosso. Qui c'è tantissimo gioco fisico e noi dobbiamo smaliziarci ancora un po'. Sì, dobbiamo anche qui essere pronti subito a subire dei contatti. Aia. Sbaglia da sotto Orvieto, credo, ma c'è un fallo proprio Sì, di sul fallo di Torazza. Livia che è arrivata quell'attimo in ritardo, e anche proprio quell'attimo di ritardo è un'altra cosa che appunto abbiamo notato marcare la differenza rispetto allo scorso anno. Sì, si è visto, hanno mosso molto velocemente la palla e contro la nostra difesa zona si è creata una voragine sotto canestro, l'hanno subito individuata, hanno servito Orvieto libera sotto canestro e Torazza ha dovuto fare fallo. Sbaglia il primo Orvieto. Giocatrice di scuola Reyer, classe 2003. Sbaglia anche il secondo, si lotta a rimbalzo, esce bene Maschietto. Poi Colombia supera la metà campo, chiude il palleggio, anche questa cosa di chiudere il palleggio può essere molto pericolosa. Adesso Torazza a lottare sulla palla, la recupera, ma vedete che non riusciamo a organizzare un'azione d'attacco che sia una. Poi è Malbascia a subire un contatto non fischiato, adesso però Sì, ovviamente esattamente, ha dovuto si fa veramente fatica a letteralmente. giocare anche perché siamo sempre al limite. Sì. Malbasci ha veramente inventato un tiro che per poco non è andata bene, veramente ha dovuto improvvisare, mentre qui invece non improvvisa Romanelli Junior San sotto Marco. canestro. Romanelli molto brava a sfruttare la posizione, a sigillare il difensore e poi andare a chiudere fuori equilibrio. Siamo sotto di 5 e non riusciamo a giocare in attacco, se non per qualche diciamo, iniziativa personale dobbiamo riprovare Adesso a. Maschietto di fisico va a subire Sì. fallo, però appunto dobbiamo evidenziare un po' questi contatti perché non possiamo continuare a giocare con le mani addosso. Adesso sarò ripetitivo, però No, questo ma è... infatti lo smaliziarci che dicevamo prima, appunto, fa anche questa cosa fa parte di questo bagaglio. Quando spesso l'anno scorso commentavamo il fatto che il nostro capitano riuscisse anche, diciamo, ad evidenziare alcuni contatti e permetteva di avere qualche fischio a favore, sicuramente in questo contesto in cui ci sono un sacco di contatti, un sacco di botte, anche il fatto, diciamo, di riuscire con il corpo, con il linguaggio del corpo, a rendere questo contatto più evidente per gli arbitri è parte del bagaglio tecnico che è necessario avere. Anche da questo punto di vista si sente tantissimo la mancanza di Capitan Marchioni che in questi frangenti diciamo, riusciva a mettere un po' le cose a posto, facendosi fischiare un paio di falli, andando in lunetta, costringendo diciamo, anche la squadra avversaria a fare un passo indietro. Ancora zona per Conegliano. Sì, sarà probabilmente l'ultima azione nella partita del primo quarto. 7 secondi alla fine, però servita bene il ragazzo poi in angolo, che va a chiudere, sbaglia, rimbalzo di Colombi, poi Maschietto che può tirare, ma tira dai 20 metri, ovviamente la palla non colpisce il canestro. Quindi primo quarto 11-7, ovviamente un problema è che produciamo pochi punti in attacco, solo 7 punti nel primo quarto. Sì, considerando che appunto 4 li abbiamo fatti nel primo minuto, effettivamente dopo è mancato il gioco. Bisogna dire la verità, abbiamo fatto circolare la palla molto lentamente, Fabri ci siamo un po' incastrati degli uno contro uno. È sicuramente complicato, sicuramente difficile giocare contro queste squadre di una caratura maggiore, però dobbiamo far sicuramente circolare di più la palla. Facciamo una piccola pausa, lasciamo anche lo spazio ai nostri sponsor. Che Se ci il seguono nostro e ci regista sostengono. ci Time sta out per noi. sentendo, quindi ringraziamo i nostri sponsor, li lasciamo scorrere e noi intanto prendiamo una piccola pausa.
E riprendiamo la linea qui all'inizio del secondo quarto e salutiamo tutti gli amici che ci seguono da casa e anche qualcuno da fuori casa. Infatti c'è il Puff che ci segue da Tbilisi, Georgia, e tanti altri amici che ci seguono da tutta Italia. Fatevi sentire, scrivete nella chat, votate la vostra giocatrice preferita cliccando al link che trovate nella chat. È rientrata nella partita anche Sponchiado. Dall'altra parte un tiro da tre sbagliato, ma non facciamo tagliafuori su Chichissiola. Un'altra azione d'attacco per Junior San Marco. Non possiamo permettere alle giocatrici di coach Augusti di tirare 2 o 3 volte a partita. Adesso è Maddalena Moretto a andare a dar pionare il rimbalzo e poi a subire anche fallo. Sì, è uscita da una situazione piuttosto complicata, botte a destra, botte a sinistra, il fallo è stato fischiato e ancora stiamo qui ancora a commentare, insomma, qualche pigro tagliafuori da parte nostra che ci sta mettendo più in difficoltà. Sono infrazioni di campo non fischiata di Botter. Maia Tramontin dice di no il Grava, se il Grava dice di no vuol dire che non era infrazione di campo. Esattamente. Anche se coach Augusti è furibondo. Chichissiola finta il tiro, poi va ad attaccare Botter che ha 2 falli, ricordiamolo. Anche Chichissiola dall'altra parte peraltro ha 2 falli. Orvieto prende il tiro da fuori, lo sbaglia, un contatto su Colombi. Comunque, esatto, chiaro contatto anche su Colombi che rischiava quasi di perdere il rimbalzo. Sponchiado può attaccare in palleggio, va fino in fondo, subisce un contatto. Però a questo punto direi che dobbiamo anche a questo punto diciamo che un po' più tutelati. Sì. E poi il terzo fallo in attacco di Botter che c'era, perché sì. probabilmente c'era, però dobbiamo cominciare a fischiare. Esatto, invece ne fischiamo 1 su 5 così. È quello sbagliato tra l'altro. È complicata comunque la situazione perché Botter con 3 falli già appena all'inizio del secondo quarto non è proprio una bellissima notizia per BFC. Assolutamente. E quindi Rebecca Botter, giocatrice ex Marghera, ex Presiano. Intanto Marta Maschetto va a stoppare Orvieto, che stava andando a chiudere mano destra da sotto. Situazione complicata sicuramente sotto canestro per coach Moretto col terzo fallo di Rebecca Botter. Adesso pressione difensiva come sempre di Sponchiado. Spalle a canestro Chichissiola contro Maia Tramontin. Chiude bene Maia, però non facciamo taglia fuori. D'altra parte stoppata di Sara K2 che va a stoppare Chichissiola e recuperiamo il pallone. Ottima azione di Sara, che è andata anche lei a metterci una pezza, perché Chichissiola credo aveva preso un ottimo rimbalzo in attacco. E questa intensità è quella che ci deve contraddistinguere, perché inevitabilmente noi possiamo recuperare il gap che abbiamo con le altre squadre solo mettendoci tutta questa grinta. Tramontin con la palla, può giocare pick and roll, no, serve Maschietto, che poi non guarda il canestro, poi lo guarda, poi esita, mancano 6 secondi purtroppo, e Sponchiado con la palla, subisce una specie di laccio californiano, come si chiama? Laccio californiano. Tu che seguivi il wrestling. Esattamente. Antonio Inoki. Sì, esatto, era una mossa, ma c'era già nell'Uomo Tigre comunque, nella versione che guardavamo su Telepadova da giovani. Voi ragazzi delle generazioni X, Y e Z non siete come noi boomer, ma l'Uomo Tigre ci ha insegnato tanto, ci ha insegnato soprattutto a non mollare mai, e quindi forza ragazze, forza BFC. Come non molla mai Marta Maschietto, che va a chiudere il secondo tempo, mano destra a sinistra. Ci ha fatto vedere anche questo, fa parte del suo infinito bagaglio tecnico. 11-9, siamo ancora lì. Orvieto con la palla contro Sponchiado, si libera benissimo, poi sbaglia da sotto, però invece a rimbalzo in attacco Salmaso, ma il fallo, Feltrin. Sì, il fallo è di Sponchiado che trattiene palla ma anche braccio dell'avversaria, però purtroppo siamo state ancora qui pollastre perché non abbiamo preso un rimbalzo che era assolutamente da prendere, Fabri.
E poi Chichissiola, spalle a canestro, lavora bene, ma ancora Feltrin a rimbalzo. Non possiamo concedere questi secondi tiri. Chichissiola ci sta graziando, diciamo la verità. Ecco che ha smesso di graziarci, no, ci grazia ancora. Marta Maschietto conduce anche il contropiede, poi pulirà anche gli spogliatoi. Dall'altra parte Sara K2 da 3, lungo il suo tiro, ma era un ottimo tiro. Era un ottimo tiro perché era libera, stava pestando la linea dei 3 punti, quindi qualora fosse entrato sarebbe stato da 2 punti. Ora Sara K2 esce e lascia il posto a Giulia Tronkin. Comunque buon tiro per Sara, era completamente libero, doveva prenderlo, ce l'ha tra l'altro quel tiro. E ancora Junior San Marco in attacco con Feltrin che ribalta per Orvieto dai 3 punti. Sbaglia Orvieto, si lotta a rimbalzo tra Tramontin e Maschietto, poi Sponchiado ad attaccare in campo aperto per Tronkin che finta il tiro, poi cerca di servire Maschietto, invece serve le avversarie in contropiede, contatto abbastanza duro tra Orvieto e Tramontin. Tramontin si lamenta, però non aveva era in scivolamento, difensiva era in corretta. Cosa dice il Grava? Cosa dice il Grava? Il Grava sornione sorride, un sorriso che vuol dire tutto e non vuol dire niente. Comunque, allora, da tifoso BFC e da, diciamo, scuola Fabri nel guardare le partite, dico che questo è fischio corretto. Ma secondo me sì, purtroppo Maia stava scivolando, ma è andata poi a colpire con il fianco Orvieto che stava andando a canestro e che sbaglia entrambi i tiri liberi. Prende rimbalzo Maschietto, ancora contatti, poi dall'altra parte Tramonti che può attaccare il canestro, è sfortunatissima purtroppo. Bravissima comunque Maia qui, sì. Brava, molto quanto interessante. Sfortunata. Chichissiola ribalta al lato, va a bloccare per Orvieto, si cambia sul blocco, poi bravissima Colantoni sbaglia da sotto, ma il passaggio di Chichissiola è stata veramente una chicca. Adesso va a recuperare la palla su Giulia Tronchin, chiude bene Maddalena Moretto, poi Orvieto ai 3 punti, Chichissiola, attenzione che può attaccare il ferro. Brava Maddalena, bravissima Maddalena, brava, ha messo il corpo proprio per spostare la giocatrice avversaria sulla linea di fondo e poi le ha anche sporcato il passaggio. Bravissimo, il palleggio, scusate. Molto bene. Nella partita Marta Maria Romanelli che sta dominando la classifica MVB, quindi votate, mettete la vostra preferenza cliccando sul link. Questo è un bellissimo canestro di Sofia Regazzo, però aveva chiuso bene ancora una volta Maddalena Moretto e lei ha tirato in allontanamento sopra le braccia lunghissime tra l'altro di Maddalena, quindi molto brava Sofia. Adesso Marta può attaccare, scarica benissimo proprio per Maddalena, stoppata però fallosamente. Bella questa azione, molto brava Marta, molto brava, attaccato e poi si ha fintato il tiro e fatto uno scarico perfetto, molto bene. Sul cubo del cambio abbiamo Giorgia Zanardo, classe 2006, proveniente da Basket Priula 88, che dà il cambio a Marta Sponchiado, invece è giocatrice proveniente da NPT, Nuova Pallacanestro Treviso, in prestito. Maddaleno segna il primo tiro libero, 13-10, a 5-10 dalla fine del secondo quarto. Maddalena segna anche il secondo. Molta concentrazione qui di Maddalena che ha fatto 2 tiri bellissimi. Poi pressiamo ancora, è Romanelli a portare sulla palla, Orvieto a organizzare il gioco. Giocano molto bene il pick and roll, poi sui cambi servono dentro giocatrice lunga, rimasta marcata da una piccola. Recuperiamo il rimbalzo e poi è un po' troppo alto il passaggio di Maddalena e non riesce a controllare Tronchin, purtroppo. Peccato, sfortunate qui perché per un nulla non riusciamo a concretizzare un'azione di contropiede veramente interessante e ci troviamo di nuovo sotto di 2 a soffrire in difesa.
Regazzo con la palla ancora ad attaccare, chiusa bene ancora una volta da Maddalena Moretto e dalle sue lunghissime leve. Sì, Maddalena sta veramente riempiendo gli spazi nell'area in maniera molto intelligente. È veramente importantissimo il suo apporto a questa partita. Non l'abbiamo avuta sempre al top fino adesso a causa di un infortunio, ma oggi ha detto ci sono. Come dice, ci sono anche la numero 17 di Junior San Marco, Sofia Regazzo, con una bomba che è solo rete. Bellissimo lo Benissimo. scarico di Maddalena, non se la sente di tirare Giorgia Zanardo, se la sente Marta Maschietto, ma sbaglia. Escono bene qui Junior San Marco in contropiede con un'altra azione interessante che si sviluppa dai 3 punti. E poi bello il pick and roll tra Borsetto e Romanelli. Sì. Maia Tramontin che fa fallo proprio su Romanelli. C'era ovviamente un mismatch lì sotto, il secondo fallo per Maia. Chiede in questo caso coach Moretto di non cambiare in queste situazioni perché gli avversari stanno sfruttando appunto molto bene il mismatch sui cambi. Coach Moretto dice passiamo dietro. Dipende ovviamente, dipende su chi. Possiamo passare dietro quando la palleggiatrice non è una giocatrice pericolosa dall'arco, come magari poteva forse essere in questo caso. Se Maddalena attaccare l'area, scarica per Giorgia che riapre, poi Maia Tramontin che si gira bene. Adesso è Giulia Tronchin che prende il tiro, lo sbaglia purtroppo, era un buon tiro dai 5 metri, Era un ottimo assolutamente dentro tiro, il suo range, diciamo così. Sì. E poi riesce a tenere viva una palla Sì. di esperienza Chicchiziola. Ma bravissima qui Giulia a far perdere l'equilibrio all'avversaria, a guadagnare quindi una rimessa laterale. Ancora un commento sul tiro di prima, nonostante il passaggio non fosse arrivato preciso, Giulia era riuscita a trovare la coordinazione giusta, ma è stata sfortunata. Perde una palla Maia Tramontin sul raddoppio difensivo che era arrivato dal pick and roll. Non ha letto molto bene la situazione in questo caso Maia. Chiude bene Giorgia Zanardo, poi Chicchiziola marcata da Tronchin, prende il tiro da 3, lo sbaglia. Sì, però perché Ribazzo, stavano ancora Regazzo. scadendo i 24 secondi, quindi ha dovuto prendere un tiro forzatissimo. Regazzo subisce 2 contatti, si lamenta con l'arbitro, ma è Moretto con la palla per Tronchin dai 3 punti. Sbaglia il tiro Tronchin. Tramontin. Peccato perché era un'ottima scelta, lei tra l'altro ha il tiro da 3 nel suo palmarès. Sì, stiamo prendendo anche dei buoni tiri in queste situazioni, però non facciamo canestro, siamo fermi a 11 punti. Dall'altra parte sbaglia e poi di pura esperienza va ad appoggiarsi Romanelli e a prendere il rimbalzo in attacco. Adesso perdiamo la palla sullo scarico, Maddalena sbaglia il passaggio di uscita. Abbiamo perso un po' di lucidità qui, l'idea di attaccare tutta la difesa schierata non è proprio un'ottima idea. E poi il fallo di Giorgia Zanardo, un fallo un po' anche di frustrazione. Rientra nella partita Sara Malbascia, vuole un po' di esperienza in campo coach Moretto. Vuole anche un time out, il secondo fallo di Giorgia Zanardo. Siamo davvero in difficoltà in questo momento. Abbiamo segnato solo 11 punti in 18 minuti di gioco. Gli avversari ne hanno segnati 19 che non sono tantissimo, però hanno scavato comunque un break di 8 punti Allora io la leggo così e poi Fabri naturalmente mi correggerai se sbaglio. È vero che Junior San Marco ha segnato anche lei poco, però effettivamente forse è stata anche molto sfortunata, ha sbagliato delle conclusioni da sotto abbastanza semplici che si è ricavata con un buon gioco, con dei pick and roll e soprattutto ha avuto tante seconde palle, terze palle, perché ha preso tantissimi rimbalzi. È un po' questo che magari lamentiamo che ci manca un po', è il fatto di girare la palla e di prenderci i rimbalzi. Quindi su questo dobbiamo, a mio avviso, mettere la testa in questo momento. Sì, non possiamo concedere, giustamente come dicevi, i secondi tiri a questa squadra e poi in attacco brava
la difesa delle ragazze veneziane a mettere veramente tanta pressione e impedirci di giocare. Dobbiamo mettere un po' più ordine in attacco, dobbiamo essere contemporaneamente anche aggressive nei confronti della difesa veneziana, perché non possiamo subirla in questo modo. Sembrano due cose un po' in antitesi, ma invece bisogna trovare questo tipo di equilibrio, cioè riuscire ad attaccare la loro pressione difensiva e contemporaneamente sviluppare i nostri giochi, che quassù dalla pensilina è molto facile da dire, ma in campo è assolutamente difficile. Esattamente, infatti, intanto mi è corso un brivido quando Fabri ha usato la parola antitesi, perché veramente qui, cioè, bisogna dire la verità, ci hanno fatto studiare i nostri genitori e noi... Hanno speso un sacco di soldi Esatto, e quindi diamogliela qualche cerchiamo, soddisfazione, no? esattamente, se non l'abbiamo fatto in tutte le altre cose, però capite che stiamo cercando qui di sciorinare qualsiasi nozione che abbiamo appreso a scuola. Giorgia Zanardo in attacco mette appunto un po' di ordine, adesso Maia che gioca in pick and roll, serve molto bene Malbascia che scarica per Maschietto, spalla canestro, 3 secondi alla fine, andrà con un tiro rovesciato, sbaglia, colpisce il ferro ed è Zanardo, prontissima e lestissima a trasformare Ah sì, in 2 punti questo rimbalzo preso dalla questa spazzatura. volta la dormita se l'è fatta Junior Bravissima. San Marco, meno male, ogni tanto capita anche a loro, dai. Romanelli dall'altra parte a sbagliare, ancora Giorgia Zanardo a rimbalzo. E Malbascia che va a superare a metà campo. Maia Tramontini per Malbascia dalla media. Malbascia mette anche un tiro da 5 metri. Abbiamo bisogno appunto di questo tipo di atteggiamento, quello di Sara Malbascia, che Sì, comunque gioca esattamente. con un'aggressività e con una freddezza, È anche se è quello. ferma da giugno. Ma riesce a entrare nella partita mettendo sempre testa e concentrazione. Intanto c'è un momento di pausa a causa di un infortunio che è occorso alla numero 17 di Junior Valbrenta, che sembra piuttosto sofferente. Non so se è un pestone oppure qualcosa di più serio, ma lamenta un dolore al piede. Ma speriamo niente di grave, non ho visto sinceramente il contatto. Speriamo che possa rientrare in campo al più presto. Intanto Colantoni a superare la metà campo. Serve Elena Borsetto. Ancora zona per Conegliano. Libera in angolo proprio Colantoni che sistema i piedi. Sbaglia a 3 punti. Rimbalzo per Giulia Tronchin. Tramontin. Ancora per Tronchin dall'angolo. Prende il suo rimbalzo. Lo ributta in campo. Si lotta. E esce con la palla Borsetto. Poi Romanelli che mette a posto Colantoni. E comunque stiamo mettendo un'ottima intensità, se non altro. Dobbiamo dire che da questo punto di vista BFC in quest'ultima parte del secondo quarto si è assolutamente tirata su. Ed è Elisa Pian, anche questa è una vecchia conoscenza, tanti anni a Spresiano, poi anche prima a Marghera, adesso è Tramontin che sbaglia da sotto. 3 secondi alla fine del primo tempo, rischia Colantoni anche di segnare da metà campo. La seconda frazione si chiude sul 21-15, tutto sommato limitiamo anche un po' i danni, Limitiamo i non restiamo a danni, contatto. peccato perché eravamo 19 a 15, insomma adesso 21 a 15, ma ci siamo. Ci siamo, intanto Sì, salutiamo Serena Marton che vediamo passare davanti qui di purtroppo stampelle purtroppo. stampellata, e Silvia Ostan che l'accompagna, insomma Sì, diciamo... abbiamo un'infermeria abbastanza Esatto, folta esatto, e l'infermeria è popolata. piena. E comunque niente, adesso mentre ricordiamo al pubblico che ci segue da casa di votare per la MVP della partita per il contest di Buzz Wine, salutiamo i nostri sponsor e li ringraziamo e ci rivediamo con voi a tra poco per il secondo tempo di questa partita.
E qui bentornati a Conegliano, siamo ormai quasi alla fine della pausa tra il secondo e il terzo quarto, la pausa lunga, è stata lunga anche la coda per gli spritz, Fabri, infatti siamo arrivati così un po' di corsa adesso, ma naturalmente Veramente affollatissimo il nostro bar anche sì, oggi. esatto, questa è un'altra chiave del successo del Palla BFC, quindi invitiamo tutti gli amici che ci seguono da casa la prossima volta a venire anche qui a vedere la partita, poi sapendo che non potete fare a meno della nostra telecronaca, vi ricordiamo che poi potete riguardarvi la partita e così ridere un po' E beffardamente della continuare a farvi nostra, del male. sì, esatto, della nostra imperizia telecronistica. Allora, Junior San Marco a 21 con una supremazia di 6 punti su BFC, una supremazia di gioco forse leggermente superiore, però abbiamo visto una BFC che ha iniziato molto bene il primo quarto e ha terminato molto bene il secondo quarto, quindi se riesce a trovare un po' più di continuità nell'intensità della difesa e nel girare la palla, si può giocare questa partita alla pari contro le avversari che sono più quotate, hanno una caratura importante, ma noi siamo qui a giocarci la partita a viso aperto. Sì, sarà sicuramente come sempre decisivo l'inizio di questo terzo quarto per le sorti della partita a punteggio molto basso, quindi dobbiamo cercare di andare a ricucire questo svantaggio. Adesso difesa zona per Junior San Marco, attacca Moretto, gira bene la palla a Conegliano, poi è Tramontin che va a attaccare il fondo, serve bene Sponchiado, giriamo molto bene la palla, mancano 8 secondi, Tramontin poteva tirare, poi decide di tirare, è cortissimo il suo tiro. Sì, ha mancato un attimo il tiro Sì. più semplice, poi con uno step back si è un po' complicata la vita. Ma non importa, dai, almeno Purtroppo non riesce a entrare in ritmo Maia. sì, D'altra parte Sponchiado che mette grande pressione su Colantoni. Chichissiola che va a servire spalle a canestro Salmaso. Si gira bene, sbaglia. Poi si lotta a rimbalzo, esce Maddalena Moretto. Sponchiado. Zona veneziana anche perché c'è una situazione falli per Venezia con 3 falli per Chichissiola e scusate, 2 falli per Chichissiola, 2 falli per Salmaso. allora l'informazione comunque è che BFC si è ripresentata in campo con un giro palla molto interessante. E Sì, continuiamo così. stiamo rinunciando ai tiri e stiamo passando la palla con un po' di sufficienza. Adesso quasi segna di tabella Moretto. Colantoni per Orvieto. Attenzione che è molto forte in 1 contro 1 Orvieto. Adesso è proprio Salmaso. È quarto fallo di Rebecca Botter, che sicuramente non aveva No, neanche in questo caso una posizione corretta, però abbiamo visto davvero tanti contatti di questo tipo non fischiati sì, è un stasera. po' così, diciamo, paradossale il fatto che in una partita in cui si è fischiato poco rispetto al numero di contatti visti, c'è una giocatrice con 4 falli, insomma, un po' sfortunata perché quando gli arbitri hanno deciso di fischiare hanno fischiato contro di lei, insomma. Stoppatona di Maddalena Moretto che poi va anche a subire il fallo, poi fa una capriola. Ah, sì. Un Poi fallo che Fabri poteva essere antisportivo, no? Non credo, no? no, il Grava dice di no, quindi non No, entro no. neanche in questa No, anche perché è polemica. stato un incrocio di traiettorie. Però veramente imperiale la Sì, sì, sì. stoppata di Maddalena Moretto su Salmaso che Eclissi comunque totale, eclissi. Va bene. Salmaso non è l'ultima arrivata. Ancora 21-15 dopo 1 minuto e mezzo in questo terzo quarto. Anzi, credo che potremmo coniare il soprannome di Air Salmaso da quanto salta, ma Marta Spocchiado qui molto intelligentemente va a prendersi un fallo. Sì, è andato ad attaccare molto bene la difesa zona Allora, io ribadisco Fabri che dobbiamo andare ad attaccarlo sto benedetto ferro perché possiamo costringere l'avversario ai falli. No, Cioè, no, è l'unico modo, comunque, un po' perché non riusciamo ad aprire la scatola, come si dice da fuori, un po' perché appunto contro una difesa così aggressiva dobbiamo guadagnare dei falli o obbligare la difesa a fare un passo indietro. E comunque anche contro la zona, come ha fatto Sponchiado in questo caso, è sempre buona norma riuscire ad attaccare l'area. Adesso Romanelli si gira bene sto canestro.
riapre, si lotta a rimbalzo, Maschietto con la palla, Sponchiado con la palla. Sì, un'altra notizia è che stiamo perdendo i rimbalzi. Maschietto per Sponchiado che apre per Tramontin, ribaltamento per Moretto, può tirare Sara K dai 3 punti, Sara K3. È da 3 o da 2? Da 2. Solo da 2 purtroppo Sì, anche in questo caso, però molto bene la decisione è corretta perché il piede era sulla linea, ma bravissima Sara. Comunque rientriamo fino a -2. È una palla quasi recuperata. E cosa ha fischiato l'arbitro Bonato? Fischio fantasia dell'arbitro Bonato che... Fallo su Sara Colombi che si accusa, non protesta più di tanto. No, è di Maddalena Moretto il fallo. È il secondo fallo per Maddalena, però scusate, noi non abbiamo visto il contatto. Vabbè. Molto bene questa difesa su pick and roll di Sara Colombi che esce aggressiva e costringe una palla persa, l'attacco veneziano. Brava Sara. Va bene, non voglio fare come il Puffo Quattrocchi anche se ho gli occhiali, ma l'avevo detto io che BFC aveva messo più energia in questo terzo quarto. Dai, che poi ci dicono che gufiamo. Esatto. Una palla persa subito. Orvieto in attacco, ben chiusa da Moretto. Colantoni, pick and roll. Cercano di servire di nuovo, rigiocano pick and roll, cercano di servire Romanelli. In realtà riusciamo a chiudere abbastanza bene. Ma gliela stiamo complicando la vita. Romanelli a 3. No, scusate, Chichissiola da 3. Romanelli invece prende il rimbalzo in attacco, si lamenta di un contatto che probabilmente c'era. Elisa Pian la palla contro Sponchiado, la ubriaca con il suo palleggio, poi va a chiudere davvero bene, rischia anche di segnare dopo aver subito fallo. Brave loro, ma gli stiamo veramente complicando la vita e questo è interessante, Fabri. Lasciamelo dire, adesso comunque abbiamo in lunetta Junior San Marco terzo fallo e di un terzo fallo di caso. Moretto che anche questa non è una grandissima notizia. Pessima notizia questa, pessima. Segna con un po' di fortuna Elisa Pian. Esatto. Atleta 35enne. Sfortunato invece il secondo tiro. Veramente sfortunato. Junior San Marco si trova sul +3. Tramontin riapre per Moretto che prova ad attaccare ma è chiusa molto bene da Orvieto, poi serviamo bene Marta Maschietto da sotto che si gira e segna. È una sentenza Marta Maschietto quando riesce a trovare l'equilibrio corretto per il tiro, brava Marta qui, ma comunque ancora sottolineiamo una buona circolazione della palla da parte di BFC. Dai 3 punti dall'altra parte Giulio Sammarco, poi le mani dappertutto, si lamenta il pubblico. Era davanti all'arbitro questo contatto. Sì. Tramontin perde un altro pallone e dall'altra parte Orvieto, non fare fallo. Bravissima Maddalena, non fare fallo in questa situazione. Adesso cerca di enfatizzare un po' i contatti Romanelli. Brava Colantoni dall'altra parte, brava davvero, perché con un cambio di mano si è lasciata alle spalle Maia Tramontin. È riuscita proprio a sorpassarla e a trovarsi benissimo in equilibrio, ma qui Marta Sponchiado fa un MoMA. E va dentro a -1, quindi comunque BFC c'è, ragazzi, ci siamo in questa partita, vogliamo dire la nostra e continuiamo a mettere tantissima intensità. Qui invece purtroppo non esce bene ad aiutare Sara K2, troppo libera Colantoni da sotto canestro, un'autostrada per lei. È comunque molto interessante anche questa iniziativa da parte di Colantoni che va a 6 punti personali, un ottimo score e ottimi break in questo momento. È lei che sta tenendo su Junior San Marco. Un cioccolatino da parte di Marta Maschietto a Maddalena Moretto, veramente un passaggio in backdoor battuto a terra, in mezzo alla difesa. Intanto protesta Junior San Marco per l'assegnazione del fallo che viene assegnato alla numero 12 Chichissiola. Infatti diciamo si era autoaccusato del fallo Francesca Colantoni che ancora ha 0 falli, ma gli arbitri sono stati inflessibili e hanno dato il terzo fallo alla numero 12. Anche questa non è una grande notizia per i nostri avversari perché è una giocatrice assolutamente di spessore.
Abbiamo Intanto segna il visto, primo Maddalena. abbiamo visto fare dei movimenti veramente interessanti in questa partita da parte della numero 12 avversaria. Sbaglia seconda, si lotta a rimbalzo, ne esce Elena Borsetto. Adesso Orvieto con la palla ad attaccare il canestro, poi riapre per Colantoni. Romanelli, Colantoni. Orvieto, si cerca di servire Romanelli, ma recuperiamo la palla, può Vai, giocare in campo Seracappa. aperto. Invece riapre per Maschietto, ha riaperto Colombi per Maschietto. Cortissimo il tiro di Marta, ma era un buon tiro, infatti coach Moretto applaude. Vogliamo Sì, sì. prenderli questi tiri, vogliamo Ottima, costruire queste soluzioni. ottima iniziativa, tra l'altro anche ottima iniziativa di Giorgia Zanardo, che ha provato a far di tutto per recuperare questa palla, che però purtroppo è uscita quando ci troviamo con Junior San Marco avanti di 2 lunghezze su BFC. Doppio pick and roll alto per Junior San Marco a iniziare il gioco, poi cercano sempre l'isolamento per le lunghe dentro. Invece in questo caso Elisa Pianchi riapre per Colantoni, attenzione che è molto veloce, è chiusa molto bene da Giorgia Zanardo e recuperiamo il rimbalzo in difesa con l'inossidabile Marta Maschietto. Poi un bel passaggio, mezzo all'area, sbaglia purtroppo mano troppo destra, fallo. sbaglia Giorgia Zanardo, questo è un fallo, Non diciamo, fallo regalato, praticamente sì, cioè non, allora, cioè inesistente. ok, Su Giorgia Zanardo. va bene dai, ma è la famosa regola di È ogni... la prima a stupirsi, Sì, sì. ma saranno 2 tiri liberi per lei. Sì, esattamente, un fischio anomalo. Mm. Fischio anomalo da parte degli arbitri, però sta protestando il pubblico avversario in maniera piuttosto vibrante. In questo caso dobbiamo dire che probabilmente ha Sì, ragione. sì, hanno ragione, non c'è niente da dire. D'altronde, ragazzi, lo sappiamo tutti che l'arbitro è il mestiere più difficile che c'è. Come si dice, Giorgia Zanardo segna il primo tiro libero. Sul cubo del cambio Marta Sponchiado. Segna anche il secondo Giorgia. Ma d'altronde Giorgia, dall'alto della sua esperienza ventennale, riesce a mettere tranquillità alla squadra. E attenzione Fabri, 26-26. 26-26. Sì. Andiamo a impattare, attenzione. Sì. Infatti time out per coach Augusti, è un time out anche per noi qui al Pala BFC. E sulle note dell'organetto NBA ci riprendiamo la linea qui sulla partita che diciamo trovava BFC in netto svantaggio alla fine del secondo quarto. Adesso piano piano abbiamo rosicchiato punto dopo punto e siamo arrivati ad impattare, mettendo in campo grande intensità, mettendo Junior San Marco un po' più in difficoltà nella rotazione della palla, e dobbiamo continuare a tenerci aggrappati a questa partita con le unghie e con i denti. Adesso pressiamo a tutto campo, cerchiamo di mangiare qualche secondo all'attacco veneziano, poi molto brava Marta Maschietto andare a sporcare questo passaggio per Romanelli. Saranno 12 secondi alla fine dell'azione per Junior San Marco. Ancora Romanelli che va a attaccare Marta Maschietto. Colantoni attacca Zanardo. Zanardo non la fa passare. Sponchiado a superare la metà campo per Zanardo. Interessante Sponchiado scarico. richiama ancora la palla. La muoviamo bene. Non c'è il passaggio per Sponchiado. 8 secondi alla fine. Molto Marta bene. Maschietto con la palla, sbaglia da sotto, purtroppo riprende proprio il rimbalzo per Zanardo da 3. È corto il tiro, ma ci stava tutto. E come ci sta il recupero di Marta Sponchiado? E poi lottiamo a rimbalzo, ma l'arbitro Bonato vede un fallo di Sponchiado. Bravissima Forse Marta qui però, forse sì, non c'era. ma l'atteggiamento, la cosa da premiare. Tutta la vita, io credo che coach Moretto stia dicendo bene, quel fallo lì lo spendi sempre.
perché ci fai vedere che ci sei, che ci stai provando. E soprattutto togli tranquillità agli avversari, perché dobbiamo dire che la circolazione della palla di Junior San Marco sta trovando delle difficoltà che abbiamo messo noi al loro ingranaggio. Adesso rientriamo a zona. Li abbiamo messi proprio mettendo grande intensità. Rientriamo a zona, coach Moretto vuole cambiare un po' le carte in tavola, vedere come la difesa veneziana attacca la nostra zona. Borsetto direi che l'attacca piuttosto bene, poi sfortunato il tiro, però poi, come spesso succede, in particolare difendendo la zona, non riusciamo a prendere rimbalzi in attacco. Quindi un'altra azione per San Marco, ma bella la difesa di Sara K. L'unica ingenuità è quella di mettere la mano alla fine, ma aveva messo tanta energia. Aveva chiuso bene la giocatrice avversaria verso la linea di fondo, peccato per quella mano che è andata giù tipo karate. No, il fallo c'era assolutamente, secondo me c'era. Segna entrambi i tiri liberi Elena Borsetto, giocatrice di grande esperienza. Anche solo lei. rete per lei, è il 28-26 di Junior San Marco. Adesso BFC si ritrova un po' in difficoltà a portare palla avanti con Giorgia Zanardo. Giorgia Sporchiado subisce tutta una serie di contatti, tiro un po' forzato di Sara K che però riesce a prendere il ferro. Purtroppo perdiamo il rimbalzo, rischiamo adesso di prendere il contropiede. Ragazzo con la palla, ancora Romanelli, spalle a canestro, appoggiano sempre la palla su di lei, che riesce ad aprire bene. Sbagliato il tiro, si lotta a rimbalzo e ancora Junior San Marco recupera la palla. Orvieto, 9 secondi, Regazza con la palla e capisce tutto Sara Malbascia, e poi perdono la palla veneziana, ma bella la lettura di Sara Malbascia, che è andata in rotazione a intercettare questo passaggio che poteva significare un canestro facile da sotto. Molto intelligente nella dinamica dell'azione perfetta di Sara Malbascia. Laura Orvieto si prende un famoso Lopez e quindi è dolorante, ma rimane in campo. Sponchiado ad attaccare Orvieto, maschietto per Moretto. Maschietto parte, finta la rotazione, mani addosso, Sponchiado per Moretto, sbaglia ma si lotta a rimbalzo, ne esce Orvieto molto bene. Un po' di contatti ancora, vabbè, dobbiamo farcene una ragione. Adesso Borsetto che non tira invece e molto bene Orvieto, che se non sbaglio è alla sua seconda bomba dai 3 punti. Esattamente, e in un attimo Junior San Marco si ritrova a più 5. Maschietto incrocia benissimo, servita bene, poi va a incrociare ancora meglio, a segnare da sotto. 31 Junior San Marco, 28 basket femminile conegliano, con Laura Orvieto con la palla in mano, cerca di trovare un pertugio, gioca sempre molto bene Junior San Marco, si appoggia molto a Romanelli, ancora di nuovo la palla fuori sull'arco di 3 punti. Attenzione a Colantoni, questo era un fallo di Malbascia non fischiato. Moretto condivido la tua lettura, che può attaccare in campo aperto, un movimento Eurostep, anche questo era fallo non fischiato probabilmente. Si attacca sull'altro fronte, Romanelli prende il tiro dalla media, è sfortunatissima, poi spinge a rimbalzo, questo la aiuta a recuperare, a toccare il pallone per Regazzo. 6 secondi alla fine dell'azione, ovviamente sfruttano il vantaggio, poi ottimo passaggio di Romanelli, non riesce a controllare. Sfortunata qui Junior San Marco con BFC che si ritrova con 15 secondi da giocare, la palla in mano e quindi può imbastire quella che sarà l'ultima azione di questo terzo quarto. La palla per Maddalena Moretto, la porta avanti, decide di attaccare forte, scarica, Marta Spocchiado da 3, lo mette, andiamo a impattare. Spocchiado dai 3 punti, Spocchiado dai 3 punti per il pareggio e il pubblico di casa esplode ed esplodiamo anche noi qua in postazione, perché abbiamo visto tutta la voglia che ci ha messo, tutta la freddezza dei suoi 17 anni. Esattamente. Per andare ad agganciare nuovamente sul 31-31 a 10 minuti dalla fine
della partita. Allora, ricordiamo al pubblico che ci segue da casa di votare. Trovate il link, proprio se guardate nella chat c'è un link, ci cliccate sopra, scrivete nome e cognome della giocatrice che voi riteniate sia la MVP di questa partita, che verrà premiata con una bottiglia Magnum messa in palio dal nostro sponsor Buzz Wine. Quindi votate numerosi, stanno arrivando numerosi voti, ma ricordiamo, anche se ci state scrivendo su tutte le nostre piattaforme, solo quelli che verranno inseriti all'interno del link andranno a valere. In questo momento Ma noi c'è... poi abbiamo un sistema integrato dei voti che riusciamo Esatto. a recuperare in ogni modo. Esattamente, per dare voce, per dare luce a un istogramma che in questo momento ha una colonnina un po' più alta delle altre, ma vi sveleremo Non solo possiamo alla fine. influenzare la votazione dando degli Esattamente. exit poll prima Esattamente. della chiusura delle urne. Intanto diamo veloce passaggio ai nostri sponsor che al solito ringraziamo e ci sentiamo per gli ultimi 10 minuti. Allora, quarto ragazzi, di una partita tiratissima. Il punteggio è basso, 31-31, ma la partita è molto interessante dal punto di vista dell'intensità di gioco che queste due squadre stanno mettendo in campo. E Malbascia va veramente di prepotenza a recuperare un palleggio. Sara Malbascia è entrata in modalità Sì. non metteteli le mani addosso. Esattamente, tra l'altro nonostante abbia preso qualsiasi tipo di colpo era riuscita a fare anche un interessantissimo scarico per Botter, ma gli arbitri hanno fischiato ed è il primo fallo di questo quarto per Junior San Marco. Poteva tirare Maia Tramonti, invece va a chiudere da sotto, sbaglia, cade a terra. Peccato, qui Maia aveva comunque fatto un'ottima penetrazione, non è riuscita ad aggiustare del tutto il tiro alla fine, veramente peccato. Borsetto dai 3 punti, libera, sbaglia, si lotta a rimbalzo, Regazzo arriva, poi viene stoppata da Malbascia ancora una volta, chiude il palleggio, mani addosso dappertutto. Stoppata da Botter che deve stare attentissima perché ha già 4 falli, sì. Però effettivamente ha pensato di scorrere la vallata, così come adesso Maia Tramontin ha pensato di tirare da 3, ottima scelta perché era libera, peccato la palla è uscita. Ancora Borsetto con la palla, a zona Conegliano, spalle a canestro Romanelli che ovviamente attacca Botter, ma chiude benissimo Malbascia, poi chiude, finisce il lavoro Moretto, Maia nell'angolo superiore. Ma vogliamo parlare del apporto che Sara Malbascia sta dando a questa partita, Fabri? Veramente devastante. Poi un fallo su Giorgia Zanardo, però fino adesso davvero un impatto sulla partita da parte di Sara Malbascia decisivo. Sì, perché riesce a mettere tranquillità alla squadra nonostante appunto garantisca un'intensità alta e anche una discreta precisione al tiro. Quindi veramente tutto quello che serve, un condensato di classe Sara Malbascia. Adesso lei potrà pensare che noi stiamo cercando con queste losing di convincerla a tornare a giocare, a far parte con continuità della squadra, ma non è così. Botter si gira in avvitamento, sbaglia. Peccato, è stata servita abbastanza bene. Il tiro non era semplicissimo, a dire la verità. Si soffre ancora qui al Pala BFC. Romanelli che riapre benissimo per la 17 Regazzo che la mette altrettanto bene. Non possiamo pensare di lasciare le avversarie tirare con i piedi per terra in Serie B. Questa è una cosa che dopo 5 partite dovremmo aver capito. Moretto da 3. Sfortunata, poteva essere fortunatissima. Invece è stata nella sua conclusione anche abbastanza sfortunata alla fine. Attenzione perché ovviamente Junior San Marco
serve sempre l'avversaria marcata da Botter. Recuperiamo invece la palla. Moretto per Zanardo, per Malbascia, cerca Botter, riapre per Moretto che scambia con Tramontin che chiude il palleggio da 3, poteva tirare, non se l'è sentita, sbaglia da sotto, si dispera, non torna in difesa. Allora, intanto continuiamo a salutare gli amici che ci seguono da casa, in particolare dal Sudafrica. Oggi abbiamo Ruggero Fontana e Darren Meisel che ci seguono. Salutiamo Ruggero assolutamente. Intanto Botter con la palla va a subire fallo da sotto. Tra l'altro, ecco, dai e vai, Fabri, vai. scusami, giusto perché non si finisce mai da imparare, c'è un Wat Home BFC che non è una parolaccia in tedesco, ma è un Forza BFC in sudafricano. E intanto rientra nella partita Marta Maschietto e Marta Sponchiado. Escono Malbascia e Moretto, applaudite ovviamente dal pubblico di casa, e Botter con 2 tiri liberi in lunetta a 6:49 dalla fine della partita. Sbaglia il primo tiro Botter. È corto anche il secondo, rimbalza sul ferro. Poi Maschietto tocca, l'ultima a toccare è Feltrin. Maschietto qui di pura furbizia riesce a far toccare l'avversaria. Veramente un recupero fondamentale perché siamo sotto di 3. Tramontin non tira, poi serve in qualche modo la palla a Botter, però dalla parte sbagliata perché sul lato destro c'era proprio la difesa di Feltrin. Adesso Sponchiado che mette la solita aggressività, ma Colantoni velocissima. Ancora Feltrin che attacca Maschietto, Regazzo con la palla, attenzione al suo tiro da fuori. Feltrin attacca per Chichissiola, va a chiudere Maschietto, ma Chichissiola dall'alto di pura classe qui, classe della sua esperienza mette un canestro decisivo per il 36-31 e va sul più 5 Junior San Marco e prova a scavare un gap importante. Passaggio di Botter che non esiste, poi torna in difesa trotterellando. Sì, peccato qui perdiamo una palla proprio in un momento in cui Junior San Marco sta cercando di scrivere la parola fine a questa partita e non ci voleva. E adesso ancora Chichissiola che vuole chiudere la gara, si fa servire spalle a canestro. Perché nei momenti diciamo chiave della partita poi quelle che sono le giocatrici 38-31 chiave entrano e salgono in cattedra. Subisce un colpo Botter, poi perde la palla. Sì, secondo me qui c'era un fallo. Pronta sul cubo del cambio. Un fallo abbastanza evidente. Sara Colombi. Sì, qui probabilmente c'era un contatto. Era stata triplicata. Sì, era in una situazione sicuramente difficile. Abbiamo visto una mano a martello dell'avversaria che normalmente viene fischiato, ma sicuramente gli arbitri erano più vicini di noi all'azione e hanno ritenuto corretto non fischiare. Sempre grande pressione da parte di Sponchiado su Borsetto, Colantoni che serve Chichissiola, che serve Feltrin. Sbaglia Feltrin, recupera Chichissiola. Borsetto non uccide la partita dai 3 punti. Feltrin dal mezzo angolo, sbaglia. Ancora rimbalzo, ancora Regazzo. Non possiamo. No, siamo tornati in modo. Attacchi consecutivi. Adesso parte Regazzo sulla linea di fondo. Chiude bene Sara Colombi, però poi c'è un fallo sotto canestro. Il fallo è stato sul passaggio o sul tiro? Time out per coach Moretto che anzi sì, che ci vuole parlare su adesso. Abbiamo una Junior San Marco che ha ritrovato sicuramente più lucidità rispetto a una BFG che ha fatto qualche ingenuità, soprattutto abbiamo visto qualche passaggio molle che ha permesso agli avversari di recuperare palla. Poi per carità dobbiamo anche dire che a un certo punto ha deciso di salire in cattedra la numero 12 Clara Chichissiola, che è una giocatrice assolutamente di grande esperienza, di grande classe,
che oggi ci troviamo contro, ma ogni sabato, ogni domenica ci troviamo contro qualche giocatrice di grande classe. Sì, Chichissiola è stata limitata dai falli, fin dal primo quarto aveva avuto 2 falli, quindi ha dovuto uscire dalla partita, probabilmente questa gli ha fatto perdere anche un po' di concentrazione, ma poi nei momenti decisivi avete visto come ha preso in mano la squadra e ha scavato questo break, adesso avrà 2 tiri liberi per aumentare ulteriormente le distanze. Ah sì, siamo sotto di 7 in questo momento, a 4,53 dalla fine. La partita sta prendendo una brutta piega per il basket femminile conegliano e qui sicuramente adesso Junior San Marco potrà portarsi a più 8. Ha funzionato come La gufata sempre ha funzionato. succede, la gufata di Fede. 0 su 2 per Chichissiola, ancora zona per Junior San Marco. Tramontin con la palla, Zanardo, Sponchiado, e poi Zanardo rischia di perdere la palla, solo 6 secondi alla fine dell'azione. Rientra nella partita Moretto, Maddalena, non Maurizio. Comunque Chichissiola decide di essere protagonista di ogni azione, che sia in difesa che sia in attacco, in questa fase finale della partita, diciamo, nonostante i 4 falli. Sta un po' sentendo l'odore del sangue e anche poi il passaggio lento e battuto a terra è stato prontamente recuperato da Colantoni, che tra l'altro è molto molto rapida. D'altra parte lavora bene Moretto in difesa su Chichissiola. Borsetto chiama il pick and roll con Feltrin, Sponchiado su di lei, cerca di passare sul blocco e poi Feltrin a sbagliare da sotto, un po' di contatti. Colombi con la palla per Maschietto, che riapre per Sponchiado, può tirare Sponchiado dai 3 punti, è molto lungo il suo tiro. Restiamo sul 38-31, 3,54 dalla fine. Si sbraccia coach Moretto, dice continuiamo a giocare, difendiamo forte. Chichissiola con la palla, consegnato per Colantoni, taglia bene Feltrin, può essere raddoppiata e poi però mantengono bene il vantaggio le giocatrici veneziane. Sbaglia Borsetto. Assolutamente grande gioco e grande velocità da parte di Junior San Marco, niente da dire. Prende subito il tiro Marta Maschietto, lo sbaglia. CBFC ha capito che deve accelerare un po' i tempi, purtroppo però il tiro di Maschietto è abbastanza sbilenco e il ferro glielo sputa fuori. E ancora Junior San Marco che proverà ad allungare, si trova già sul più 7. 6 secondi alla fine dell'azione, 3 minuti alla fine della partita. È sbagliato il tiro in questo caso di Regazzo, di Sofia Regazzo. Allora, meno male che hanno sbagliato. Adesso esce Maia Tramontini, rientra Sara Malmascia. Sono 7 i punti di distacco, sono 3 minuti quelli che mancano, quindi tempo ce n'è per recuperare. Ancora, sì. ci sarebbe senz'altro per poter recuperare. Possiamo provare a alzare un po' il ritmo forse, e poi dobbiamo prenderci i tiri quando c'è lo spazio, dobbiamo tirare. Ad esempio Sponchiado forse poteva tirare qui e invece ha visto qualcuno liberarsi sulle tribune per il tiro da 4, però purtroppo questo dobbiamo non continuare vale. a prenderci i tiri quando siamo liberi, anche se magari qui abbiamo sbagliato qualche tiro finora, anche qualche tiro aperto, ma dobbiamo comunque crederci. Anche secondo me non dobbiamo buttare via l'occasione di tirare quando non abbiamo la pressione dei nostri avversari. Noi pressione comunque in difesa Marta ne stiamo mettendo. Brava. E poi può forse attaccare, ma rinuncia. E non rinuncia Moretto, poi Marta Maschietto rischia di perdere la palla. Abbiamo subito 3 falli, questo è il quarto. Quindi. Sì, perché diciamo che l'apertura di Sara Colombi probabilmente voleva essere per Marta Sponchiado. Marta Maschietto ha pensato di intercettare la palla perché effettivamente non sembrava così lunga da poter arrivare alla nostra numero 24 e poi con le unghie e con i denti è riuscita a tenere la palla, si è presa anche una scarpata in testa, ma sappiamo che per Marta Maschietto questo e altro non è un problema. I punti di differenza sono sempre 7, i minuti però adesso sono 2:19, quindi abbiamo perso 40 secondi. Dobbiamo
arrivare alla conclusione quando siamo libere. Da 2, Colombi la mette, andiamo a meno 5, mancano 2 minuti. Chichissiola con la palla, serve Orvieto, attenzione, molto rapida, molto veloce, infatti si butta dentro forte, poi riapre. Chichissiola libera, può attaccare Colombi, no, serve Romanelli. Adesso è Orvieto, marcata addirittura da Marta Maschietto, l'attaccherà, certo. E Marta Maschietto va forse ad accentuare il movimento e quindi l'arbitro fischia fallo. Sì, diciamo che soprattutto l'arbitro ha fischiato il contatto delle mani basse di Marta. Sì. Fatto vedere... Il problema è che anche se BFC non è in bonus, qui ci sono 2 tiri liberi che Junior San Marco sicuramente segnerà, perché sappiamo che sono Orvieto... stati fischiati in azione di tiro. Molto precisa dalla lunetta. Esattamente, non proprio l'avversario ideale da mandare in lunetta. Sbaglia anche il secondo. Sì, siamo con quasi una, delle sentenze. esatto, una grandinata di gufate le sono arrivate. Perdoneranno i tifosi veneziani, ma siamo sicuramente di parte. Ma no. Poi proprio Malbascia rinuncia al tiro per sbagliare un passaggio. Adesso gestisce anche un po', gioca anche un po' con il tempo Junior San Marco. Adesso attacca bene il ferro, ma recupera Marta che può attaccare in campo aperto, rinuncia. Ed è Sponchiado che invece va dentro, fallo. Sbaglia da sotto. Sì, ma fischia fallo, ragazzi. Moretto recupera. Vabbè, c'è un fallo grande come una casa, Possiamo non me ne guardare che vogliono i canestro. tifosi avversari. Moretto dall'angolo. Moretto sbaglia, si lotta. C'è un raddoppio, ma ne escono bene le ragazze veneziane, mancano 58 secondi, 38-33. Ancora Sponchiado a mettere pressione. Borsetto con la palla. Vanno a servire Chichissiola. E poi viene raddoppiata, ma prontamente gli arbitri fischiano fallo in questo caso. Sì, fischiano fallo adesso quando potevano fischiarlo nell'azione precedente, tuttavia sul cubo del campo. non è in bonus BFC, quindi ci sarà rimessa e 14 secondi ancora per Junior San Marco per continuare a far correre il cronometro. Naturalmente è tutto interesse delle veneziane adesso andare ad arrivare alla conclusione alla fine dell'azione. Esce in angolo Salmaso, muovono la palla, vogliono giocare, ovviamente mancano 10 secondi. Chichissiola spalle a canestro contro Moretto, si gira benissimo, guardate che roba, grande classe. La partita con dei tiri veramente di bellezza sopraffina. Dai 3 punti, Maschietto sbaglia, 26 secondi, 40-33. E questa volta possiamo dire che la pasta possiamo proprio buttarla, perché la partita anche se è Colombi finita. recupera questo pallone, dobbiamo andare al tiro rapido, anche se mancano 7 punti. Sponchiado deve tirare da 3, bene, sbagliato il tiro. Zanardo recupera il pallone, mancano 8 secondi, ancora Sponchiado ad attaccare il canestro, a subire un fallo, non segna, saranno 2 tiri liberi per lei a 5 secondi dalla fine, potrà probabilmente andare a limare lo svantaggio. Sì, purtroppo non c'è molto da fare ormai. Sicuramente beffardo qui il punteggio, perché a un certo punto potevamo veramente pensare di giocarci questa partita un po' più alla pari. Purtroppo sì, purtroppo in quel momento poi bisogna dire che le giocatrici veneziane hanno veramente le più esperte tra le giocatrici veneziane, Regazzo e Chichissiola, hanno veramente messo in campo tutta la loro esperienza, prendendo in mano la partita. Adesso c'è un time out, se non sbaglio, da parte di coach Augusti, a 5 secondi dalla fine, sopra i 5. Come mai? Non si capisce bene. Non vuole tornare a casa Tipo stasera. Ha detto di che... scelta. No, probabilmente esattamente, era già stato chiamato quando mancavano diversi secondi, la partita era ancora aperta. Quindi 5 secondi e 5 punti a recuperare, Fabri. Cosa diavolo potremmo inventarci adesso? No, purtroppo alla fine viene da dire non siamo neanche in bonus, quindi non possiamo neanche fare fallo e mandare immediatamente in lunetta le avversarie sperando che sbaglino. Ovviamente sarà questo quello che cercheremo di fare, cioè prima di tutto di
intercettare la palla, recuperare la palla, andare a un tiro immediato e poi fermare il gioco, e in caso contrario poi fare fallo immediatamente, mandare ancora fare la rimessa e poi fare fallo ancora per fermare il tempo e mandare in lunetta. Però diciamo che le possibilità a questo punto sono davvero basse di riaprire la partita. E invece Chichissiola ci fa vedere che davvero sa giocare a pallacanestro, perché Ricciol in maniera divina sul blocco e poi va a segnare da sotto, fissando il punteggio sul 42-35 per Junior San Marco, che vince meritatamente la partita. Purtroppo bisogna anche dire che 35 punti sono davvero pochi segnati in attacco. È difficile riuscire a vincere segnando questi punti qui. Eravamo sicuramente ritornati in attacco sul 31 pari, credo. Sì, esattamente, era proprio un 31 pari e da quel 31 pari noi purtroppo abbiamo segnato solo 4 punti, quando invece le nostre avversarie ne hanno segnate di più. Si tiene E una quindi caramella, un'altra scusate. sconfitta, la quinta consecutiva per le ragazze del basket femminile conegliano. Certamente il campionato è lunghissimo, ricordiamo la partita, la classifica prima di questa partita vedeva tre squadre a 8 punti, Marghera, Padova, Bolzano, poi Cussignaco, le due friulane, Cussignaco e Casarsa 6 punti, poi un gruppone con Sistema Pordenone, Reierby, Junior San Marco proprio, Basket Rosa Bolzano, Padova e Lupe di San Martino a 4 punti, Ginnastica Triestina, Basket Sarcedo a 2 punti e BFC Conegliano, Muggia e Oma Trieste a 0 punti. Conegliano appunto resta a 0 punti, Junior San Marco va a 6 punti, vedremo poi i risultati delle altre squadre. Quello che possiamo dirvi è, prima di prendere un momento di pausa, è quello di continuare a votare, perché le votazioni per la miglior giocatrice sono ancora aperte. Stiamo per chiudere il voto, quindi sparate adesso Esatto. il vostro colpo finale e noi ci vediamo tra pochissimo, perché diamo ancora qualche secondo di spazio ai nostri sponsor prima di rivederci qui con la MVP della partita. Ed eccoci qui con la MVP della partita, Marta Romanelli. Scusate, Grazie. scusa Marta, ma oggi c'è stato un po' di confusione qui in console, perché mio figlio ha pensato di venire su all'ultimo. Ma Marta, allora,
ti regaliamo oggi questa bottiglia del nostro sponsor Grazie Bazzo mille. Wine, che potrai condividere con le tue compagne. Certo. Complimenti, il pubblico da casa ha votato te come MVP. Cosa credi che abbia spinto il pubblico a votare per te oggi? Intanto li ringrazio, sono molto felice di questo premio che appunto condividerò con le mie compagne. Grazie. La mia voglia di giocare rimane sempre quella da quando sono piccolina, quindi penso che il pubblico abbia visto questa, ecco, la mia voglia di non mollare mai e crederci fino alla fine, ecco. Però appunto devo ringraziare le mie compagne, perché se ho vinto questo premio è solo per loro. Sicuramente. Abbiamo visto sicuramente un gioco molto fluido da parte di Junior San Marco, e BFC ha provato a un certo punto a mettervi in difficoltà, c'era quasi riuscendo Sì. a impattare una partita in cui eravate state spesso in vantaggio. Qual è secondo te la chiave invece con la quale vi siete andate poi a prendere quel gap finale che vi ha permesso di vincere? Magari qualche episodio, comunque abbiamo sempre avuto tanta voglia di lottare fino in fondo e non abbatterci, anche dopo appunto che la partita è stata poi messa in equilibrio. E comunque devo fare complimenti anche a Conegliano, perché è un'ottima squadra e sicuramente otterrà dei buoni risultati con calma, perché è una neopromossa e quindi È una neopromossa, sicuramente. ha tante giocatrici in infermeria, quindi Ho è un periodo un sentito, sì, dai, po' bocca al lupo sfortunato. Infatti a voi. le salutiamo tutte, salutiamo te, ti facciamo Grazie i mille. complimenti. Complimenti anche a voi per il vostro. Grazie, grazie a te, una foto per gli sponsor e salutiamo il nostro pubblico da casa. Grazie mille, gentilissimi, e in bocca al gli lupo. sponsor. Grazie. Grazie. Aspetta. Allora, mentre abbiamo perso le tracce di Fabrizio torna in console, che chiudiamo salutando il nostro pubblico da casa. Noi ci rivedremo qui probabilmente tra 2 settimane. Fabri, non ho il calendario sotto mano, Sì, so adesso solo... abbiamo 2 partite anzi 3 partite consecutive contro squadre triestine. La Ok. prossima sarà contro la Ginnastica a Trieste e poi qui in casa fra 2 settimane, stesso orario, contro Muggia. Allora aspettiamo gli amici anche di Trieste che vengono a trovarci. Ero informato della trasferta a Triestina, dato che mia moglie non vedeva l'ora di trovare una scusa per ritornare nella sua città natale, e quindi chissà che la Quindi prossima vi settimana non unirete al seguiremo folto pubblico coneglianese che invaderà la pacificamente cittadina. Trieste e Muggia. Esatto. Tra l'altro c'è un ottimo bar in piazza che fa un gin eccezionale, quindi sicuramente noi non andiamo lì per questo scopo, ma solo per vedere la Però partita. potrebbe essere che magari Sì, per prima della strada, sì, partita esatto, ci facciamo un esattamente. passaggio. Bene, salutiamo tutti, ci vediamo alla prossima da Fabrizio Torazza, Federico Cais e Andrea Grava in regia. Alla prossima, ciao! Ciao a tutti.